Già sindaco di Mira nel 1991 e poi per 5 anni dal 2002 al 2007 ci riprova Roberto Marcato, richiesto a furor di popolo dall'Assemblea Pubblica della lista Mira Siamo Noi. Speravo di trovare un altro candidato, racconta, ma poi questo gruppo di persone, circa un centinaio, mi ha votato e preferito agli altri due e non ho potuto dire di no. Mira, secondo me, è abbastanza ferma almeno da una decina d'anni, diciamo da quando si è concluso il mio mandato del 2007. Credo che vi sia una necessità assoluta di mettere mano al territorio, soprattutto per quanto riguarda il decoro, la tenuta in ordine delle strade. Grandi opere alla fin fine non ne servirebbero, se non per dire un impianto polivalente, una tensostruttura per lo sport, ecco, questo sì. Dei 6 candidati sindaci, nota Marcato, sono l'unico con esperienza amministrativa e l'unico che è stato selezionato in maniera democratica e trasparente dalla sua lista. La mia è una storia di centrosinistra e avrei sostenuto volentieri il PD se avesse scelto un percorso simile, invece hanno deciso dall'alto di candidare Marco Dori. Io l'ho definito un candidato in prestito dal Partito Democratico con i quali mi ero confrontato alcuni mesi fa, suggerendo di trovare un candidato unitario, condiviso, di una coalizione composita, ma attraverso lo strumento più classico del coinvolgimento, le primarie. Mi hanno risposto di no, hanno deciso legittimamente per conto proprio chi candidare e quindi a cose fatte me l'hanno comunicato. A cose fatte uno non è che è obbligato a partecipare.